Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Caro Armando, benvenuto. Benvenuto come anche stai, oggi. Bruno? Bene? Io bene, tu? Bene, bene. Hai passato una buona domenica? Sì. Bene, Adesso bene. cominciamo la settimana. Ovviamente. Sai che abbiamo, perché sai, abbiamo tanti amici e amiche che ci stanno ascoltando e che non aspettano il mezzogiorno, il momento. Pensa che bello essere lì tra i fornelli, mie care signore, che quindi siete lì dietro a cimentarvi nel pranzo di mezzogiorno, e noi a mezzogiorno, mie care amiche, vi diamo questo appuntamento di una ricetta che vi dà emozioni più grandi e più amore ancora di più di quando voi state facendo le cose. Ecco, Armando dice bene perché vi dà delle emozioni, sono le emozioni della poesia di Armando in cucina e sono le emozioni così delle battute un po' scherzose fra di noi. Caro Bruno, io ritengo che la cucina sia tutta un'emozione perché uno che si mette lì prima si mette lì a fare il piatto, lo custodisce con una fantasia propria e quindi ti dà emozioni, e poi ti dà il piacere che mangi quello che tu hai fatto. Allora, prima di raccontare così la ricetta di oggi, io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che possono anche vederci, basta che vadano sul loro computer, il tablet o il cellulare su Veneto Globe. Globe, entrano nella pagina di Veneto Globe e vedono in live, cioè il live vuol dire la vita in diretta. Ecco, no? quindi sì, vedete questi bei ragazzi, persone qua che ogni tanto si esprimono di Armando, ma una volta, per darvi felicità, calore, che dire, non so. Era bei tempi una volta. Ma tu sei ancora giovane. Ma anche perché ti si vecchio, ciao. Sta attento. Allora, dimmi la ricetta di oggi. La ricetta di oggi è del vitello accartocciato nella verza. Ovviamente gli ingredienti sono per 4 persone, sono 8 fette di verza bianca, quelle belle foglie, della verza. Sì, della verza, 2 cucchiai di cipolla finemente tritata, 8 fette di soppressa fresca, non stagionata, dopo che se 8 fette di fesa de vedel che si trova nella coscia, la parte della coscia dove c'è la fesa, la noce, il taglio lungo e quanti altri pezzi assieme. Ecco, vi fate tagliare 8 fette sottili da vostro macellaio di questa fesa che è molto morbida, del spessore ovviamente uguale della soppressa, e poi 8 pezzetti di burro, 4 cucchiai di salsa di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco secco. Non dimentichiamo il formaggio, certo. Di latteria fresco, tagliato fresco, sottile. E deve essere fresco perché essere morbido, perché quindi adagiando sopra questi ingredienti si scioglie, si squama e quindi mi raccomando, sì. Te lo dicevo prima Armando, no fettine formaggio in carta. Formaggi in carta. Questo, ecco. Che manco sentire il gusto proprio del formaggio della latteria, del latte ancora. Poi del latte delle nostre parti. E poi questa salsa di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco secco e 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe, una presina di noce moscata e un 4-5 cucciari generosi di pointa che sapete come che si fa, quindi vi dico anche quanta che veda mettere in, perché basta solo che un cucciaro ogni fagottino, ogni accartocciamento di questa verza. Ecco Armando, mi raccomando sempre a chi ci sta ascoltando l'olio. L'olio, sì. L'olio perché è inutile, mettetene un cucchiaio in meno, ma quello buono vi costa di meno e avete un sapore straordinario. E anche fa meglio. E attenzione perché oggi vende l'olio extravergine d'oliva che di olive non ne ha quasi visto. Certo, è questo che dovete fare attenzione, la provenienza e quant'altro. Leggere ovviamente queste parole piccole che mettono nel retro della bottiglia, ecco che questo è importante, che quindi vi dà certo. una garanzia maggiore. Oltretutto olio italiano, olive italiane, e l'olio se è troppo basso prezzo non fidatevi, fidatevi mai.
Allora procediamo con questa Sì, vai, ricetta. raccontala perché altrimenti andiamo fuori dei Era tempi. cucinare la pointa come del vostro consueto, sapete un po' di acqua, qua non occorre tanto, basta che mettete un 150 grammi di farina da pointa, con l'acqua a bolle versate la polenta, ovviamente l'acqua deve essere un po' salata, e mescolate con un frustino o con un mescolo di legno fino alla densità giusta e la lasciate lì per mezz'ora coperta con coperchio, che così non vi affaticate lì a girare continuamente, però ogni tanto devi una girata perché quindi l'umidità si incorpora sulla polenta e quindi diventa la polenta buona. Ecco, nel frattempo che si cucina sta polenta, no? Lavate le foglie di verza, le sbollente in acqua bollente, salata, e poi le deponete su un tovagliolo pulito che sta là a asciugarsi. A cottura della polenta, rovesciate la polenta e la lasciate un po' a raffreddare, a intiepidire. In ogni foglio di verza spalmate un cucchiaio di polenta e adagiatevi sopra delle fettine di vitello che vi tagliate e ricavate da fesa di vedel e fette di soppressa, le fettine di formaggio, dopo che mettete un pochettino di burro, un tocchetto di burro ogni fagottino che vi crea, e profumate un po' con la noce moscata. Insaporite il tutto con un po' di sale e pepe macinato al momento, quanto necessario, e chiudete queste foglie di verza, ambo le parti tra loro, formando un bel pacchettino in una teglia da forno contenente un po' d'olio versato. Disponete i pacchettini di verza e mettete un altro pezzo di burro sopra a ogni fagottino. Spruzzate il tutto con un po' di vino bianco, secco, e mettete nel forno per 10 minuti e a cottura a 180 gradi, a cottura venuta, disponete su 4 piatti di portata e di base, di sottofondo, verserete un cucchiaio di salsa pomodoro intiepidita che fa da specchio. Adagiate questo bel fagottino, questo bel bauletto di verza e lo accompagnate in tavola subito e sentirete che le cornia che mangiate. Allora, potremmo ricordare alle nostre care amiche che là con i fornelli, che mi fate vedere là col manico di anche perché siamo alla fine, che queste ricette le trova sul libro Il Veneto che ti fa gola. E lo trovano in tutte le edicole. E poi c'è anche un'altra possibilità, andando in Veneto Globo trovate la mail, no? Ecco, là è benissimo perché vede i nostri due facce. Oltre a quelli trova anche la mail, e puoi scriverne, si vuole scriverne qualcosa, esatto. E quindi anche altri lo diciamo qua, le salutiamo perché ormai siamo alla fine. Buon appetito a tutte, care amiche, ciao Armando, ciao, a domani. Buon appetito. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.